Entrano nel vivo i festeggiamenti per la Madonna Assunta. Parliamo della chiesa di San Leone, litorale di Agrigento. Siamo con il presidente del Comitato della Madonna Assunta. In questo caso questa settimana vede appuntamenti non solo religiosi ma anche di intrattenimento culturale che vogliono invitare tutta la comunità a prendere parte, a festeggiare e anche a pregare. Sì, già come dicevi tu appunto sono entrati nel vivo i festeggiamenti della Madonna Assunta a San Leone, ricordo qualche appuntamento sia come a livello di spettacoli sia a livello religioso. Questa sera alle ore 21 presso la chiesa all'aperto ci sarà la commedia teatrale Cuave una soggera, trova un tesoro. Domani giovedì alle ore 19 ci sarà la Santa Messa con l'unzione degli infermi, quindi tutti gli ammalati sono invitati a partecipare a questa celebrazione eucaristica. Alle ore 21, sempre alla chiesa all'aperto, faremo il Santo Rosario animato dai giovani del comitato e alle 21:30 ci sarà una catechesi animata dal diacono della comunità. Venerdì alle ore 21 presso la chiesa all'aperto ci sarà la Santa Messa e seguire l'adorazione eucaristica. Sabato alle ore 21 ci sarà un bellissimo concerto di brani siciliani curato del Quartet Folk, un bellissimo gruppo, quindi invito pure tutti a partecipare. E domenica 27, domenica ore, il giorno più importante, il giorno della festa, alle ore 18 ci sarà l'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco, alle ore 19 l'inizio della processione. Arrivati a Porticciolo la processione continuerà per via mare con un corteo di barche e poi ci sarà la Santa Messa sempre al Porticciolo e a seguire i giochi pirotecnici. Qual è stato l'obiettivo del comitato nel pensare, nell'organizzare questa festa che ormai è diventato un appuntamento con cadenza annuale? Sì, ogni anno questa festa sta crescendo molto, ringraziando a Dio ho un comitato di 90 ragazzi che mi aiutano perché giorno per giorno ci sono preparativi e niente, invito tutti gli agrigentini non solo a venire a conoscere questa bellissima festa.